La città del futuro non dipende dall'amministrazione, la città del futuro dipende dalla capacità dei nostri concittadini di interpretare il ruolo per una migliore condivisione che in qualche modo ci aiuti a essere una comunità virtuosa, e in questo senso è certamente straordinario il lavoro che possono fare i nostri ragazzi, i nostri bambini. Io ho vissuto oggi una giornata di intensa emozione, andando prima in un liceo al Vaccarini, poi in una scuola elementare alla Beccaria di Cibali e di San Cristoforo e infine qui a Picanello. Vedere questi ragazzi essere alfieri del futuro che sarà, della Catania che vorremmo e che loro interpretano già da adesso molto meglio di quanto non la interpretiamo noi genitori, questo mi incoraggia molto. Dobbiamo lavorare molto su questo cambiamento culturale, dobbiamo cercare di infondere al catanese il gusto nel rispetto delle regole, perché la Catania degradata non dipende solo dalla possibilità che ha l'amministrazione di migliorare i servizi, ma dipende anche dalla volontà dei cittadini di aiutare in questo processo che in qualche modo ci permetta di rendere Catania più decorosa, di rendere Catania più a misura di turista. Una città che vive prevalentemente di turismo non può più accettare che ci sia questa pigrizia, questa indolenza, questa sorta di rassegnazione da parte dei catanesi, che si annoiano a fare la differenziata, che non ne capiscono il valore, che formano discariche. Noi dobbiamo migliorare i servizi, ma tutti quanti devono fare la loro parte, e i bambini, i ragazzi nostri sono certamente coloro i quali sono consapevoli più di chiunque altro dell'importanza del ruolo che gli è affidato dall'età che hanno.